Con 32 milioni di presenze annue che contribuiscono a fare del Veneto la prima regione turistica italiana, la difesa della costa veneziana dalle mareggiate non è solo un'operazione a tutela del patrimonio naturalistico, ma anche a tutela di una fonte di reddito importante dell'economia regionale. I tecnici olandesi che lavorano in questo senso sono tornati sulla costa veneziana per raccogliere le informazioni necessarie a costruire la progettualità dello studio generalista che punta a individuare le migliori modalità operative di difesa del litorale. Lo studio è già in fase avanzata di elaborazione, sarà pronto nei prossimi mesi, a quel punto là inizierà, o meglio continuerà in maniera ancora più efficace l'iter che stiamo portando avanti a livello europeo per la presentazione del disegno di legge e la deposizione del progetto pilota. Diventa difficile in questo momento fare una previsione, ma insomma siamo fiduciosi e riteniamo che già nei prossimi mesi potremo avere delle risposte concrete. Tra le ipotesi del progetto si parla ad esempio di grossi accumuli di sabbia dai quali attingere in caso di necessità, ma più in generale ogni località costiera differisce dall'altra per morfologia e correnti, per cui i progetti terranno conto di componenti come il ripristino delle dune naturali, una barriera utile a prevenire le inondazioni sul lungo periodo. In un momento come questo di cambiamenti climatici, dove l'innalzamento dei mari rischia di compromettere in futuro, ma qui stiamo parlando di un futuro non del prossimo anno ma fra 10-20 anni, questa economia, l'approccio deve essere di un grande progetto come quello che stiamo iniziando a costruire e che vede interventi in tutto l'arenile del Veneto, da Bibione a Eraclea, a Jesolo, a Sottomarina, quelli che attualmente sono i litorali con maggiori difficoltà.